Va in partenza la quarta corsa, una prova per femmine di 3 anni non vincitrici di 7.500 euro nella carriera. Favorita è il numero 7 di Dr. Lara Font, 1,90 la quota sul campo. Autostart in movimento l'1 Delicious Trio Marco Stefani, 2 Divina Indal Alessandro Gocciadoro, 3 Desert S Manuel Pistone, 4 Duchessa La Torre, VP dell'Annunziata, 5 Divina Stella Sandro Capenti, 6 Dalila Griff Luca Schettino, 7 Dr. Lara Font Pietro Gubellini, 9 Ducan Lorenzo Baldi. Allineamento completato, è macchina che prende velocità, con calma il 4 di Duchessa La Torre, e dall'esterno è Dalila Griff ad andare al comando nei confronti di Delicious Trio, che mantiene la figura all'interno di Divina Indal. Allo steccato serra sotto Ducan, che parte bene dal 9, poi Desert AS a precedere Dr. Lara Font, che cerca di liberarsi dai birilli dopo 200 metri in 14,2. Dalila Griff in vantaggio a buon ritmo nei confronti di Delicious Trio, poi Divina Indal, Ducan, Desert AS, ancora Dr. Lara Font, e i 400 della testa se ne vanno in 29 spaccato. Non lesina l'andatura la battistrada, che è bella agganciata alle guide, prosegue di buona lena, inizia a farsi graduare ora dopo 600 metri passati in 44,5. Numero 4 Duchessa La Torre squalificato. Delicious Trio sempre nella scia di Dalila Griff, precedendo Divina Indal, quindi Dr. Lara Font, che muove dallo steccato, inizia la risalita su un paletto tranquillo davanti alle tribune. 37 questi 400 metri. Dr. Lara Font che risale, arriva già a lato di Delicious Trio, cerca di portarsi sulla battistrada Dalila Griff, che nel frattempo ha fatto il primo chilometro in 1,14,9. Dalila Griff in vantaggio, Dr. Lara Font che attacca all'esterno, poi Delicious Trio e Divina Indal, quindi Ducan e Desert AS. Quando siamo a 500 dalla conclusione, Dalila Griff ha respinto il primo attacco di Dr. Lara Font, che ritorna cattiva sulla piegata. Delicious Trio allo steccato cerca di liberarsi, poi ancora Divina Indal a 250 dalla conclusione. Dr. Lara Font che ha dato il parziale risolutore su Dalila Griff e si allunga in retta d'arrivo. Poi Divina Indal e Delicious Trio. Dr. Lara Font che nel finale spazia a piacimento su Divina Indal, che fa il secondo posto. Al terzo ancora probabilmente Dalila Griff a salvarsi. 29,5 la chiusa, 1,14 il ragguaglio cronometrico per Dr. Lara Font Pietro Gubellini, che allena e guida per la scuderia My Horse. La vittoria della figlia di Robert B. e Remilla Di Palle, che porta a casa un bel successo in percorso esterno, 800 metri scoperti per passare e vincere in maniera nettissima. Il numero 7 vince Dr. Lara Font, seconda Divina Indal, terzo posto dovrebbe essere appannaggio ancora di Dalila Griff. Per questo ovviamente aspettiamo il verdetto del giudice d'arrivo, ma Dalila sembra essersi salvata da Delicious Trio.